è parlato da circa 2 milioni di italiani residenti nella nostra regione, quindi ci sono tutte le motivazioni per dare quel quadro giuridico che permette di valorizzare il teclamento. Noi quindi è una proposta di legge molto semplice, con un unico articolo che aggiunge il piemontese alle lingue minori già riconosciute dalla nostra legislazione. Peraltro, coerentemente con il lavoro di UNESCO, sia l'Assemblea del Consiglio d'Europa che l'UNESCO, con diversi atti ufficiali, riconoscono e inseriscono il piemontese nelle lingue minori da tutelare e da valorizzare. Quindi in questo senso, cosa vuol dire nel momento in cui, come io spero, questa proposta di legge della Camera venisse approvata, verrà approvata, e io credo anche che la ampia sottoscrizione di bipartisan fa ben sperare in questa direzione, poi le ricadute sono poi sostanzialmente quelle che scriveva il consigliere Monti, no? Quindi sostanzialmente la possibilità di incentivare e sostenere attività di formazione nelle scuole, soprattutto nelle scuole primarie, nelle quali sono coinvolte le più giovani generazioni, per tenere in vita questa lingua che sennò concretamente rischia seriamente di scomparire. Cioè c'è un rischio antropologico di scomparsa, ci occupiamo degli animali in via di estinzione, ma qua c'è un pezzo di storia millenaria, di cultura e di tradizione che rischia di scomparire quanto una specie biologica a rischio. Quindi per noi è un fatto importante, e allora dare questa figura quadro giuridico di riconoscimento nazionale e poi regionale e poi alcune risorse, insomma, permette di tenere in vita questo che certamente è un valore, ma non soltanto per noi piemontesi, ma è un valore per il fatto che l'UNESCO e le Nazioni Unite oggi si occupano di lingue minacciate del mondo, di lingue che ogni mese ne scompare comunque dalla faccia della terra. Bene, questo è un fatto che per noi è molto importante. Quindi questo è il senso dell'iniziativa, un'iniziativa con forte valore culturale, quindi anch'io sono fin qui soddisfatto del consenso bipartisan raggiunto. Sarà poi nostra cura fare in modo che non rimanga neanche solo sulla carta, ma che giunga anche un voto parlamentare. Grazie. Ci auguriamo che questa proposta venga condivisa dai nostri colleghi, possa essere firmata. Noi l'abbiamo riassunta e richiamata in aula dalla scorsa legislatura, e quindi naturalmente sono rimaste le opinioni della scorsa legislatura, ma ci auguriamo che possa essere condivisa largamente. Darei la parola all'onorevole Osvaldo Napoli di PL. Ringraziamo. Al di là dell'appartenenza politica, giustamente ci suddivide, ma credo che la problematica sia ben diversa, e credo che, detto da uno che si chiama Napoli, che parla del Montese, direi che è estremamente, anche se sono molto sincero, sono nato a Torino, ma sono orgoglioso per quanto riguarda la ricchezza di cultura che i miei genitori mi hanno passato, di origine calabrese, venuti a Torino precursori dell'immigrazione, quindi nel 1938, quindi ormai non ci sono più, però per quanto mi riguarda, nata a Torino, però ti ripeto, il ricordo è sempre estremamente forte. Direi che devo dirvi la verità, perché mi appassiona il piemontese. Io sono un amante dell'Argentina e sono stato in Argentina almeno 20 volte. Il mio comune è un comune gemellato con una cittadina argentina di 15.000 abitanti nella provincia di Cordova, e quando sono stato 25 anni fa, perché la prima ci sono stato anche prima, ma 25 anni fa, proprio il prossimo anno c'è ricordo, c'è la ricorrenza di questo gemellaggio, che è un vero gemellaggio, ragazzi che vanno, che tornano, scuole, quindi dibattiti, cioè quindi un gemellaggio vero, non quello del turismo, perché quando andiamo ce lo paghiamo noi, ecco, tanto per far chiarire subito il discorso. La cosa che mi ha colpito di più è parlavano e parlano piemontese e non parlano italiano, e la necessità che avevano di più, tanto che noi le mandavamo, le mandiamo ancora adesso, perché ogni anno fanno i corsi, le mandiamo la grammatica piemontese, perché per loro è la Bibbia, e continuano in questa tradizione. Quindi da lì ho incominciato a capire cos'era l'importanza, l'importanza di un dialetto, di una lingua come il piemontese, cosa serviva ad unire
questi amici argentini, che ormai sono argentini, ma da unirli alla loro provenienza dei nonni, dei bisnonni che erano piemontesi. Quindi ho capito questa importanza. Aggiungo, guardate, questa importanza di aumento ogni giorno. L'altro giorno sono andato a vedere questo film del Sud, che non so mai il titolo, come si chiama, a me mi è piaciuto moltissimo, da ridere, con Bigino. Benvenuti al Sud. È strabiliante come il napoletano vive la sua lingua, chiamiamola così, come personale, cioè non parla italiano, ma nella sua vita quotidiana parla napoletano e anche stretto, tanto che diventa incomprensibile al milanese che va a fare il direttore della posta a capire quanto il cliente voleva. Guardate che non è un fatto negativo, non è un fatto negativo, e lo stesso discorso dobbiamo trasmetterlo noi per quanto riguarda questa proposta di legge. E questo è il discorso culturale della tradizione che noi dobbiamo trasmettere, cioè saper mandare. Io ho un fratello che abita a Chieri, che parla piemontese e non parla più italiano, nella maniera più assoluta, ma ormai a una certa età, perché ha vissuto in un mondo di meccanici, cioè, dove se non parlavi piemontese tu non riuscivi a lavorare. Beh, è bello perché, ripeto, vivi il tuo territorio, vivi la tua gente, e dobbiamo anche trasmettere in modo particolare ai nostri figli, ma io per primo, questo tipo di concetto, che non devono aver paura a insegnare ai figli il piemontese e non soltanto l'italiano. Bisogna essere orgogliosi di questo. Quindi io credo che, finisco, è naturale che sono momenti particolarmente difficili per quanto riguarda i finanziamenti. Dico anche, e lo dico sempre molto, che è anche una volontà politica di scelta, che si tolgono via da due da una parte, si possono accontentare quando ci sono 2 euro, 1,1, 0,5, 1,5, che però la volontà politica, se c'è almeno un messaggio che si può mandare di questo tipo di argomento, un argomento valido su tradizione e cultura, di cui oggi molto spesso ci riempiamo la bocca senza però attuarla, ecco, credo che invece questa sia un'occasione di dimostrare con i fatti che è essenzialmente vero. Grazie. Politici, l'onorevole Giorgio Merlo, Partito Democratico. Sì, sono molto rapido, ringrazio anche la vostra per aver organizzato questa iniziativa. Poteva a volte parlare di contesti, queste volte per tanto, non abbiamo fatto proprio qui. Primo per rispetto ai 150 anni dell'Italia, secondo per rispetto all'educazione, tre cose proprio rapide. La prima, per me, io l'ho firmata quando Gianni Vernetti me l'ha sottoposta, perché è quasi una legge autobiografica. Come sanno i miei colleghi parlamentari, sono tra pochi che parlano regolarmente il dialetto per motivi personali e ambientali. Anche in aula. Quindi è ovvio che nel momento in cui c'è una proposta di legge che riconosce il piemontese non solo come un dialetto ma come una lingua, scacca subito l'istinto della nostra conservazione, dell'identificazione della stirpe. Quindi è una proposta di legge che, ripeto, traccia e assume un elemento autobiografico. Secondo riflessione, altrettanto rapida, è questa. Noi l'abbiamo scritto in questa proposta di legge, probabilmente si tratta di quella regionale, non è un dialetto ma è una lingua. E credo che in questo concetto si riassume la specificità e la ricchezza di questa proposta di legge. È una comune lingua regionale e non è un dialetto municipale. Attorno a questo concetto, secondo me, si gioca la vera valenza, la valenza politica di questa proposta di legge. Non un dialetto, ma è una lingua unificata. Ci sono dei dati di quanti milioni di persone parlano, ma Leonardo ricordava chi la parla anche all'estero, quindi oltre ai 2 milioni che la parlano in Piemonte, che parlano francese qui, ci sono svariati milioni ovviamente che parlano questa lingua e non questo dialetto. E questo credo che sia un elemento che debba anche, votato da tutti i piemontesi alla Camera fisicamente, ma soprattutto votato da tutto il Parlamento, perché, ripeto, questa è la miglior legge capace di trasmettere un messaggio. Si tratta di costruire un federalismo linguistico, no? Non una cozzaglia dialettale. Il federalismo linguistico, secondo me, deve vedere concordi tutti i parlamentari